Un saluto a chi ci segue, 23esima giornata, campionato di futsal di Serie A, Pala Cercola, ore 18, Sandro Abate CDM Futsal Genova. Questa è la partita che ci apprestiamo a seguire. Vi ricordo, la Sandro Abate a 36 punti, sesta con Elli Feboli, CDM Futsal Genova a 14 punti, 14esima, terzultima Sandro Abate in completo nero-verde, CDM Genova in completo giallo con maglia a scacchi gialli e pantaloncini azzurri. Un match sicuramente importante, quello che ci apprestiamo a seguire, che vedrà in campo due compagini pronte a lottare, pronte a giocarsela per una partita attesissima. Pozzolo, Conte, Lombardo, Foti, Manca, Ortisi, Andrea, il capitano, Picarreta, Joao Vittor, Pisetta, Sergio, Jimenez, Checo, Juanillo, Renan, Pizzo, Ferreira, Feliciano, Caputo, Riccardo. Questi gli uomini in distinta per il tecnico del Futsal Genoa, Milton Gomez Vaz. Bomber Ariel Pizzetta con 14 gol, seguito da Juanillo a quota 12. Passando alla Sandro Abate, Vitiello, Molitierno, Testa, il capitano Massimo Abate, Bevettigno, Gianluca, Mello, Iamdo, Lassad, Fantesele, Cacà, De Crescenzo e Gabriele De Luca. Bomber e Gianluca con 18 reti, seguito da Fantesele a quota 17. Gara attesissima, dicevamo, 11 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte per la Sandro Abate, 4 vittorie, 2 pari, 16 sconfitte per la compagine ospite, il Genova. Dirige l'incontro il signor Vincenzo Brischetto di Acireale, assistente Luca Michele De Candia di Molfetta, al crono il signor Pasquale Crocifoglio di Napoli. Per la 24esima giornata, la prossima, le due squadre giocheranno: la Sandro Abate fuori casa contro l'Ital Service Pesaro giovedì 5 marzo, la CDM Genova in casa contro Caos Mantova. E allora dicevamo, grandi attese, di qui a tra poco si partirà con questo match, con la Sandro Abate che dopo una serie di risultati negativi, un blackout, una battuta d'arresto, vuole assolutamente ritrovare il gusto, l'entusiasmo, l'emozione della vittoria. E allora una sfida importante, dicevamo, per la compagine allenata da Marcelo Batista, tecnico brasiliano che guida la squadra di Massimo Abate. E una partita importantissima che cade in questa 23esima giornata, un incontro sicuramente importante, come dicevamo, che seguiremo di qui a tra poco, con sul pallone il numero 6 Feliciano Caputo Riccardo, 38 anni. In campo c'è anche qualche altro elemento sicuramente importante nelle fila della squadra ospite, ma la Sandro Abate vuole assolutamente fare il risultato. E allora il capitano sul pallone, Andrea Ortisi, con la maglia numero 4. Il tocco all'indietro, il lancio subito lungo, troppo in profondità, nulla di fatto. Si riparte con rinvio da fondo in favore della Sandro Abate, con sul pallone il portiere Francesco Molitierno, numero 22, Gianluca. Poi Mello, ancora Gianluca, ancora Fantesele, poi Abate, fermato subito da Feliciano Caputo Riccardo in fallo laterale. Allora Fantesele, 19:46, scampoli di partita. Vittor Mello, Gianluca, ancora Vittor Mello, poi di prima in avanti, sbaglia il passaggio, chiede scusa, palla che termina fuori, va alla battuta subito Andrea Ortisi, il capitano, il numero 4. Il tocco a cercare il numero 8 Ariel Pizzetta, palla che prova fuori. E allora Vittor Mello, Fantesele, Vittor Mello all'indietro, poi Gianluca, Vittor Mello, ancora Gianluca, lo scambio tra i due, l'imbucata per Abate, il tiro al volo, ma nulla di fatto, la conclusione non è come avrebbe voluto il capitano. Ariel Pizzetta lascia scorrere a fondo campo. 19:22 da giocare. Si parte dunque con Genova che prova ad orchestrare la manovra, il tocco in avanti, poi ancora all'indietro per Feliciano Caputo Riccardo, il capitano Andrea Ortisi, ancora Andrea Ortisi, poi chiede la palla lunga, la riceve in questo istante Feliciano Caputo Riccardo, deviata fuori, quindi si riparte con la rimessa, tutto pronto per la battuta. Poi ancora
CDM Genova che prova ad andarsene sulla destra con questa conclusione ribattuta, tiro in corsa da parte del numero 8 Ariel Pizzetta, il bomber con 14 reti che non trova l'impatto col pallone come avrebbe voluto, la spedisce direttamente a fondo campo. E allora si riparte con Andrea Ortisi che riceve qualche suggerimento dal tecnico Milton Gomez Vass direttamente dalla panchina. Vittor Mello, Gianluca, lo stop, poi Fantasele aggredito da un avversario, il lancio lungo a cercare Abate, palla tenuta in campo, attaccato e fermato, poi stende il numero 6, primo fallo dell'incontro, primo cartellino giallo per Massimo Abate e il primo ammonito del match, il capitano Alessandro Abate. 18:38, sono trascorsi 1 minuto e 22, 0-0 il parziale, un fallo nel primo tempo. Come detto, al momento la Sandro Abate con un fallo, nessuno ancora per CDM Genova. Tutto pronto per la battuta, la CDM Genova la mette in mezzo, poi una ribattuta, c'è un tocco con una mano da parte di Vittor Mello e c'è cartellino giallo, il tocco con la mano, il rimpallo direttamente in area. È sfortunato in questo caso Vittor Mello, il pallone gli è rimbalzato proprio sul braccio teso, c'è qualche protesta ma l'arbitro, il signor Vincenzo Brischetto di Acireale, ha ravvisato il tocco con la mano, non è troppo convinto Vittor Mello, con lui ovviamente Molitierno che sorride ironicamente, però il tocco c'è stato. Vittor Mello dispiaciuto, ma ora dice io mi stavo girando, però per l'arbitro signor Vincenzo Brischetto di Acireale il fallo c'è tutto, il tocco c'è, è stato netto, evidente in aria e quindi c'è anche rigore con il capitano, il numero 4 Ortisi Andrea, che si incarica di andare alla battuta. Sfida tra Ortisi e Molitierno tra i pali. 18:34, 0-0 appena iniziata la partita. Ortisi la mette dentro, Ortisi la mette dentro dopo 1 minuto e mezzo su rigore. Ortisi realizza lo 0-1 in favore della CDM Futsal Genova. Fantasele, Abate, la conclusione con le mani, riesce a neutralizzare il portiere della CDM Genova e allora si riparte con la battuta in favore degli Irpini. Tutto pronto per il calcio d'angolo, Fantasele all'indietro, Vittor Mello, la conclusione fuori misura, di poco fuori, sotto di un gol la Sandro Abate. 18:22, il rigore trasformato da Ortisi dopo 1 minuto e mezzo per un tocco di braccio in area da parte di Vittor Mello. Ora Gianluca di testa la spedisce direttamente in fallo laterale, andando in anticipo sull'avversario e fermandolo praticamente in out. Si riparte con il numero 8 Ariel Pizzetta, il centrale brasiliano, che tocca all'indietro per Feliciano Caputo Riccardo, che riceve ancora, eccolo. Poi Pizzetta contrastato da Fantasele, il colpo di testa, il capitano Ortisi, Fantasele recupera palla, poi viene fermato Vittor Mello all'indietro per Gianluca, c'è punizione e c'è fallo su Vittor Mello. L'arbitro dice posiziona la sfera un po' più avanti Gianluca carica il tiro, l'arbitro fa allontanare il calcettista con la casacca numero 9 della CDM Genova direttamente indietro. Alla battuta va Gianluca, 2 uomini in barriera, staremo a vedere la soluzione. Gianluca scarica il tiro, è una bordata ma è totalmente fuori misura, termina ben lontana dallo specchio della porta della compagine allenata da Milton Gomez Vaz. Ora sul pallone il capitano, il lancio lungo, la palla messa in mezzo, c'è Molitierno, nessun problema, si riparte. Fantasele sul pallone, si fa vedere Gianluca, poi Vittor Mello
ancora per Gianluca, attaccato, messo giù in mezzo a due, poi la palla sparacchiata fuori dal numero 8, il centrale brasiliano Ariel Pizzetta. Si riparte con la rimessa laterale con Gianluca pronto alla battuta, sotto di un gol la Sandro Abate, 17:37 da giocare in questo primo tempo. Gianluca di prima prova a piazzarla Fantasele con un piattone destro, era libero ma non trova la misura. Ghiotta occasione, si mangia le mani Fantasele per il pareggio della Sandro Abate. Si riparte, lancio lungo, lunghissimo, non può arrivarci nonostante la rincorsa al capitano Andrea Ortisi, l'universale numero 4. E allora si riparte con la rimessa laterale ancora in favore della Sandro Abate, sotto di un gol, 2 minuti e 30 trascorsi dei primi 20 minuti di gioco. Vittor Mello, Gianluca, Fantasele, poi Vittor Mello, ancora sul pallone Gianluca, di prima per Abate, di prima per Fantasele, ancora Vittor Mello, si fa vedere Gianluca, imbeccato Gianluca, il tiro di prima intenzione di sinistro con la sfera che termina alta. Ancora pronti per un nuovo cambio i calcettisti del Genoa, poi Vittor Mello ferma l'avversario senza commettere fallo, ma la rimessa è in favore dei padroni di casa qui a Palacercola in questa 23esima giornata di futsal di Serie A. E allora il tocco ancora all'indietro, poi Vittor Mello sul pallone Massimo Abate, l'appoggio recuperato però da un calcettista della CDM Genova che si divora un gol fatto praticamente. Ha avuto una ghiottissima occasione, 16 minuti e 48. Ora Fantasele in mezzo a tre, ne supera due, fermato, riparte ancora Genova, la grande occasione, il tocco sotto e questa volta il capitano Andrea Ortisi, l'universale, che si mangia un gol fatto, capovolgimento di fronte. Ora Fantasele lascia scorrere, non c'è lo scatto di Gianluca, c'è un po' di confusione nella Sandro Abate. 3 minuti e mezzo di gioco, un po' di confusione e Marcello Battista deve rimettere un po' le cose a posto in campo. Vittor Mello ferma un avversario, c'è già qualche cambio anche nella Sandro Abate, dovrebbero entrare Kakà e Fabiano Assad, di qui a tra poco staremo a vedere. Ortisi all'indietro, poi un tocco, lancio con la palla messa in mezzo, reclama una deviazione che gli viene assegnata al numero 8 Ariel Pizzetta. Poi si ripartirà quindi con questo calcio d'angolo, battute in favore degli ospiti avanti di un gol. Ricordo, dopo 1 minuto e 30 ci ha pensato il capitano Andrea Ortisi dal dischetto a trasformare con i piedi, allontana Molitierno, tiro in controbalzo ancora da parte di Ortisi con la palla che termina fuori Abate, entra Kakà, fuori Abate, entra Kakà, quindi ora quintetto con Gianluca, Fantasele, Vittor Mello e Kakà. Sandro Abate sotto di un gol, Fantasele quasi perde palla, Molitierno, fuori anche Gianluca, in campo Fabiano, Molitierno a cercare Kakà, lo stop, Kakà tiene palla, ancora Kakà, all'indietro Fantasele, il tiro ribattuto, prova a ripartire Genova, fermato da Fabiano Assad. La rimessa è in favore di Genova, dice il direttore di gara. Ora si riparte con la battuta di questa rimessa laterale con il numero 8 Ariel Pizzetta, poi ancora CDM Genova con il tocco all'indietro da parte di João Vitor che sbaglia, sfera che termina fuori e quindi la battuta in favore dei padroni di casa, sempre sotto di un gol. 15:43 da giocare. Alla battuta Vittor Mello, all'indietro Fabiano Assad, il tiro e c'è la deviazione ancora. Ricordiamo 2 ammoniti nelle fila della Sandro Abate, Massimo Abate il capitano e Vittor Mello il centrale brasiliano. Intanto calcio d'angolo, Fantasele alla battuta, 15:40 da giocare. Il direttore di gara insieme al signor Luca Michele De Candia di Molfetta, suo assistente,
verificano che non ci siano scontri in campo. Va a richiamare un po' Kakà il signor Luca Michele De Candia di Molfetta. Si riparte con la battuta del calcio d'angolo. Fantesele in mezzo, il tocco è per poco, non filtrava. Un tocco all'indietro per anticipare Kakà. Ariel Pizzetta la stava spedendo nella sua porta. Bebetigno dalla panchina incoraggia i compagni di squadra. Fantesele all'indietro, il tiro di Vittor Mello ancora deviato. Deve spingere un po' di più la Sandro Abate in questo momento. Meno di 5 minuti di gioco trascorsi sotto di un gol. Ora Vittor Mello pressa l'avversario, nella fattispecie Joao Vitor. Poi ancora prova la ripartenza Genova. Ora con il numero 6 Kakà va in pressing, ora Fabiano Assad, ma la palla filtra a sinistra. Ancora in mezzo c'è la possibilità per Genova, che poi non riesce a concretizzare, ma ancora il possesso palla, la conclusione ribattuta. E allora Vittor Mello per Fabiano Assad, si fa vedere Kakà anticipato dall'intervento in scivolata. Prova a ripartire Genova, qualche errore di troppo dall'una e dall'altra parte. Fabiano Assad alla battuta, Vittor Mello, è entrato Bebetigno al posto di Fantesele. Bebetigno all'indietro per Vittor Mello, Fabiano Assad, poi ancora Vittor Mello di prima, in mezzo si gira Kakà, ribattuta la conclusione. Fabiano Assad direttamente all'indietro per Moliterno, di prima per Bebetigno, ma è fuori misura il passaggio di destro del portiere. 5 minuti e 20 di gioco trascorsi. Non è sicuramente la Sandro Abate che ci saremmo aspettati in questi minuti iniziali. Più determinazione, più piglio agonistico. De Crescenzo intanto il campo, il tocco di Simone Foti all'indietro, poi prova a ripartire ancora la squadra ospite con questo suggerimento ancora per Simone Foti, che prova a superare De Crescenzo, viene fermato, l'arbitro dice che non c'è fallo. E allora Fabiano Assad, poi Bebetigno, si fa vedere Kakà, ancora Kakà per De Crescenzo imbecca Kakà, lo stop di petto attaccato in mezzo a due, non trova spazio, viene fermato. La rimessa laterale per la squadra di Avellino. Fabiano Assad chiama lo schema 7, Fabiano Assad insieme a Kakà. Allora Bebetigno si porta avanti, Kakà rientra, Assad è pronto quasi per la battuta. In questo istante Kakà, si fa vedere De Crescenzo, ancora Kakà, carica il tiro, è smanacciato sulla traversa. Grande occasione con Kakà che ha sparato un siluro dalla distanza, ma c'è stata pronta la replica con la deviazione e la palla in calcio d'angolo. 2-1 il conto dei falli per Avellino, ammoniti Abate e Vittor Mello. 1-0 il parziale, 13:52 da giocare, 1-0 per gli ospiti. Il CDM Futsal Genoa allenato da Milton Gomez Vaz. Tiro di controbalzo di Assad, ancora una deviazione e rimessa in favore di Avellino. I neroverdi devono provare da subito a ristabilire almeno la parità. Bebetigno all'indietro, poi De Crescenzo quasi inciampa, si trova sulla linea laterale l'assistente dell'arbitro Luca Michele De Candia, e quindi la rimessa è in favore di Genova. Con il numero 7 alla battuta Joao Vitor, laterale portoghese, poi Simone Foti, ancora lui, recupera Kakà. De Crescenzo non riesce a servire Kakà, la rimessa in favore dei giallo-blu di Genova, squadra terzultima, 14esima a 14 punti. La Sandro Abate, ricordiamo, è sesta a 36 punti. Intanto recupera Moliterno senza problemi. Kakà in verticale per De Crescenzo, all'indietro ancora Kakà, si fa vedere Bebetigno e riceve. Bebetigno si accentra, De Crescenzo, poi Fabiano. Bebetigno, De Crescenzo fermato da Foti, il tocco dietro, ancora Foti imbeccato in avanti oltre la metà campo. De Crescenzo torna e lo ferma insieme a Bebetigno in fallo laterale. Rimessa in favore della squadra di Genova, all'indietro il tocco, poi il numero 6 attaccato, sbaglia l'appoggio in avanti nell'occasione Feliciano Caputo Riccardo. E allora Kakà
sbaglia l'appoggio per Bebetigno. Come detto, ci sono degli errori dall'una e dall'altra parte. 12:51 da giocare, 1-0 per gli ospiti del CDM Genova. E allora Ortisi, poi col numero 3 riceve Foti, all'indietro il numero 4 nell'occasione, il capitano. Poi contrasto tra De Crescenzo e Feliciano Caputo Riccardo, palla fuori. Alla battuta Foti, all'indietro per il portiere del CDM Genova, il lancio lungo di testa Fabiano Assad, ancora in fallo laterale. Tutto pronto per la battuta, il capitano supera Bebetigno che però ritorna, poi termina giù Bebetigno, tiene palla, riparte con i suoi. De Crescenzo si accentra, fa tutto bene, poi viene steso, c'è fallo ed è netto il fallo ad opera del numero 6, il 38enne Feliciano Caputo Riccardo. Ora c'è uno scontro tra il capitano e Fabiano Assad. C'è un po' di nervosismo, che non deve esserci. Allora Bebetigno, Fabiano Assad si posiziona a sinistra, fuori Bebetigno, in campo Vittormello. Ora Vittormello, Cacà, Fabiano, De Crescenzo e Moliterno tra i pali per la Sandro Abate. Il tecnico Battista chiede a Cacà di appoggiarla a Fabiano Assad a sinistra. Staremo a vedere cosa accadrà. Ci pensa Vittormello, il tiro deviato, Fabiano di prima, ancora la deviazione, doppio intervento decisivo da parte del portiere, il numero 12 del CDM Futsal Genova. Poi un appoggio all'indietro, sbagliato sulla battuta, recupera Vittormello, però poi un errore, come detto tanti errori. Meno di 8 minuti di gioco, una partita sicuramente non bella finora, quella tra Sandro Abate e CDM Futsal Genova, 23esima giornata del campionato di Serie A di Futsal. De Crescenzo in avanti a cercare Cacà, attaccato e fermato, rimessa per Avellino. Ora De Crescenzo alla battuta, Vittormello, De Crescenzo, anzi Bebetigno, poi Moliterno, Bebetigno sul pallone per Fabiano Assad, di prima in avanti a cercare De Crescenzo, anticipato da Foti. Poi riparte la squadra ospite, buono il suggerimento, 3 contro 2, palla ancora in mezzo, Bebetigno si scontra con un avversario, per il direttore di gara è tutto regolare, non c'è il fallo in area e quindi si riparte con il rinvio da fondo in favore degli avellinesi con Moliterno, Fabiano Assad, Cacà, c'è De Crescenzo, Cacà, poi ancora Bebetigno, Cacà, il tocco ancora per Bebetigno, fermato da un avversario, poi si scontra con Foti. De Crescenzo recupera palla, termina giù, c'è punizione, anche qualche fallo di troppo. 11-19, eravamo sul 2-1 con i falli commessi dai calcettisti della Sandro Abate, ora siamo sul 3-2 per gli ospiti, segno che c'è un po' di nervosismo in più in questo primo tempo che vede avanti di una rete CDM Genova, gol trasformato dal dischetto da Ortisi dopo 1 minuto e 30 di gioco. Bebetigno sul pallone, 11-19 da giocare nel primo tempo, parziale come detto è di 1-0 per Genova, per gli ospiti. Fabiano Assad, Cacà attaccato, tiene palla Cacà, ancora per Fabiano Assad, poi Bebetigno, Cacà, Bebetigno, sbaglia l'appoggio per Bebetigno, troppo nervosismo in campo, anche gli appoggi un po' più semplici si sbagliano e così non va affatto bene per la Sandro Abate. Fabiano Assad riesce a rinviare in fallo laterale, rimessa in favore della CDM Genova, tocco dietro, De Crescenzo va in pressing, poi una deviazione, alza la gamba in gioco pericoloso, fallo, punizione indiretta per la Sandro Abate con Testa che è entrato in questo istante.
poi Fabiano Assad, De Crescenzo in mezzo a due, poi Bebetigno, Fabiano Assad, ancora Bebetigno per testa attaccato all'indietro, Bebetigno, si fa vedere Fabiano Assad e riceve, poi De Crescenzo sul pallone, si accentra, carica il tiro, palla alta. Pronto per rientrare Victor Mello al posto di Bebetigno, 10:28, 2 cambi anche nella CDM Genova. Sul pallone ora il portiere della compagine di casa che va a recuperare la sfera. Riparte dunque la squadra in vantaggio con il capitano attaccato e pressato, palla scagliata in profondità, bloccata, presa sicura per Molitierno. Si riparte con Victor Mello, poi testa De Crescenzo, poi Victor Mello che attende qui dietro, riceve ora da Gianluca, di prima il lancio lungo, non c'è intesa con De Crescenzo, non c'è intesa. No, dinanzi alla panchina Marcello Battista applaude ai suoi, cerca di incoraggiarli, ma è un momento per questa prima metà della prima frazione di gioco, una Sandro Abate che non riesce a ritrovarsi, ci sono troppi errori, troppi. CDM Genova riparte ora, lancio lungo di testa, ci arriva anche il capitano Andrea Ortisi, palla che termina fuori. Gianluca perde il pallone, riparte ancora Genova, Gianluca lo riconquista, poi in scivolata a testa va a intervenire su Joao Vitor e quindi c'è rimessa laterale in favore degli ospiti con il numero 8 Ariel Pizzetta che va alla battuta. Pizzetta pronto a battere, 9:53 da giocare, poi il tocco dietro, ancora la conclusione col piede allontana Molitierno, recupera testa solo per un secondo, testa va in pressing, non molla l'avversario e fa bene, pronto alla battuta con il numero 7 Joao Vitor all'indietro, poi ancora un suggerimento in avanti per il capitano attaccato da Gianluca, poi la conclusione murata da Victor Mello. È in difficoltà questa Sandro Abate stasera contro CDM Futsal Genova, avanti di un gol, tra l'altro trasformato dal dischetto. Palla in mezzo, in scivolata, una deviazione di Gianluca, per poco non accompagna il pallone involontariamente in porta e quindi mi sa che tra poco Marcello Battista chiamerà il time out. C'è da rivedere, c'è da risistemare un po' in campo questa squadra che davvero non sta giocando affatto bene. Ora all'indietro il tocco di Gianluca, va in pressing di testa De Crescenzo, Gianluca non ci arriva, poi ancora il pressing testa sul capitano, c'è punizione in favore della Sandro Abate, protesta il capitano Andrea Ortisi del Futsal Genova e c'è time out. Time out chiesto da Marcello Battista che richiama Victor Mello, gli chiede di andare subito vicino alla panchina, dice dopo parli con l'arbitro, adesso dobbiamo concentrarci, dobbiamo svegliarci, dobbiamo giocare questo calcio a 5. Sta spiegando tatticamente come muoversi sul rettangolo di gioco Marcello Battista, ovviamente stesso identico discorso per Milton Gomez Vass, allenatore del CDM Futsal Genova, che con il suo secondo Custaiola Walter ora ha raccolto intorno a sé i calcettisti in distinta. Di qui a tra poco si ripartirà, 9 minuti e 11 da giocare per un match che vede la Sandro Abate sotto di un gol. Ricordiamo, dopo 1 minuto e 30 ci ha pensato il capitano Ortisi a portare in vantaggio i suoi ospiti del CDM Futsal Genova dal dischetto. Rigore per un tocco col braccio in aria di Victor Mello. Si ripartirà con il possesso palla in favore di Avellino. Si è arrabbiato un po' Marcello Battista, la sua squadra sotto di una rete dopo 1 minuto e mezzo per un rigore
Vittormello pronto alla battuta della punizione. Gianluca, Vittormello, ancora Gianluca, poi testa, Vittormello troppo lungo per De Crescenzo che riesce dal finale il pallone, lo tiene in campo ma poi nulla può fare per prenderlo e tenerne il possesso. Si riparte quindi con Genova, il tocco per il capitano Ortisi fermato da Gianluca. Gianluca tiene bene palla, poi la mette in mezzo Vittormello, De Crescenzo per un soffio non ci arriva a testa, peccato davvero, ottima azione, peccato davvero per la Sandro Abate in questa fase. 8:46 da giocare, Sandro Abate sotto di un gol, lancio lungo del portiere Ortisi, lo stop di petto lo ferma De Crescenzo, riparte De Crescenzo fermato da Vitor Joao, portoghese laterale numero 7, e quindi c'è sulla palla De Crescenzo all'indietro. Vittormello, Gianluca, Vittormello, ancora Gianluca, di prima per De Crescenzo, stavolta è buona, fermato De Crescenzo dal numero 8 Ariel Pizzetta, rimessa, la battuta di Gianluca, testa, poi Gianluca, Vittormello tiene la palla in campo all'indietro, ancora per Gianluca, Gianluca si accentra, poi Vittormello, De Crescenzo, De Crescenzo, testa, all'indietro per Vittormello, ancora De Crescenzo, Vittormello, Gianluca, si fa vedere testa, riceve, Vittormello è dietro, Gianluca idem, Gianluca si fa vedere, esce testa, entra Fantesele. Fantesele riceve in questo istante, Fantesele in diagonale per De Crescenzo, il tiro deviato, Fantesele fermato. Staremo a vedere la decisione dell'arbitro, potrebbe esserci un cartellino giallo per Fantesele, è andato a calciare quando probabilmente il portiere aveva la sfera in suo possesso, almeno questa è la decisione degli arbitri. Quindi c'è ammonizione anche per Fantesele, si somma alle ammonizioni di Massimo Abate e di Vittormello. 3 ammoniti nella Sandro Abate, 4-3 il conto dei falli. Finora 4 falli commessi da Genoa e 3 da Avellino, mentre gli ammoniti sono 3 e sono tutti e 3 in casa Sandro Abate. Lancio lungo non agganciato, sfera che termina direttamente fuori. Si riparte quindi con la battuta ad opera di Moliterno, tutto pronto per il tocco dietro, poi De Crescenzo, Fantesele non riesce ad appianare la palla. Sembra sia tutto difficile stasera per la Sandro Abate, almeno in questo primo tempo. Deve reagire la squadra di casa, deve ritrovare il bandolo della matassa, deve produrre gioco soprattutto e poi deve commettere assolutamente meno errori in fase di suggerimenti, di passaggi, di giocate. Lo può fare, lo sa fare, lo deve fare la squadra allenata da Marcelo Battista. Nulla di fatto, ancora un errore. Si è sprecato il conto degli errori sinora in questi primi 12 minuti e 38 giocati. Riparte la squadra ospite, Futsal Genoa, lancio lungo, copre Vittormello insieme a Gianluca, sullo scatto del numero 3 Simone Foti, centrale, e allora si riparte con Moliterno, Cacà potrebbe entrare di qui a tra poco. Ora Vittormello sbaglia l'appoggio, non c'è intesa con Fantesele. No, proprio non va, appoggio ravvicinato, davvero non va. E allora Genoa riparte con calma, Foti all'indietro, il lancio lunghissimo, lo stop, l'attacco di Fantesele che ferma l'avversario in fallo laterale. Tutto pronto per la rimessa, la battuta all'indietro, la conclusione deviata da Gianluca. Fantesele, Gianluca, Vittormello, De Crescenzo e Moliterno, il quintetto della Sandro Abate ora sul rettangolo di gioco. Pronto alla battuta Foti,
il tiro da parte del numero 8 Ariel Pizzetta. Ancora una rimessa, è lo stesso Pizzetta che si incarica di andare a battere, si fa vedere proprio Foti, stavolta si invertono i ruoli. Centrale, la conclusione deviata, poi allontana Vittor Mello. Alessandro Abate che sembra quasi frenata, non riesce ad esprimersi, non riesce a trovare le giuste giocate in questo primo tempo. Intanto sotto di un gol recupera Gianluca, ancora Gianluca, supera un avversario, Gianluca fa tutto bene, Gianluca De Crescenzo, la ribattuta del portiere del CDM Genova, peccato, aveva fatto una gran giocata Gianluca sulla destra. Buona occasione, fuori De Crescenzo, in campo Kakà, poi Gianluca attaccato da un avversario direttamente in fallo laterale, Pizzetta la manda fuori. Gianluca, Vittor Mello, Kakà, Kakà cerca uno spazio, conclude, ancora la ribattuta da parte del portiere, ma c'è calcio d'angolo, dice il direttore di gara, il signor Vincenzo Brischetto di Acireale. Tutto pronto per la battuta, Fantasele, il tiro deviato, Gianluca ancora in mezzo, ci prova, nulla di fatto. 6:19 da giocare in questo primo tempo. Fuori Vittor Mello, in campo Fabiano Assad. Intanto entra col numero 2 anche Andrea Lombardo nel Genoa. Lancio lungo di testa di Gianluca, Kakà all'indietro, Fabiano Assad, lo stop, Fabiano Assad si fa vedere Gianluca, riceve libero a sinistra, Gianluca chiede palla, Fantaselle la riceve, Kakà, Kakà steso nettamente dal numero 6 e qui ci poteva stare anche il cartellino giallo per il fallo su Kakà che è volato a terra. Quinto fallo Genova. Intanto Fabiano Assad, Fantasele per Gianluca, poi Kakà si gira, ancora una respinta, prova a ripartire Genova, il numero 6 il tocco all'indietro, poi ancora CDM Genova, scambio ravvicinato con Feliciano Caputo Riccardo e poi Gianluca che ferma un avversario, mentre il signor Luca Michele De Candia di Molfetta va a redarguire il tecnico della Sandro Abate Marcello Battista. Si riparte con la battuta e con Andrea Lombardo. 5 falli commessi dalla squadra ospite contro i 3 di Avellino. Ora riparte Genova, Gianluca attacca un avversario e c'è fallo per il direttore di gara che ha 2 passi. Fallo di Gianluca, 5-4 il conto dei falli. 5 falli commessi dal Genoa, 4 dalla Sandro Abate che ora ci prova con Fabiano Assad che anticipa l'avversario, poi Gianluca 5:20 da giocare, sotto di un gol a Sandro Abate, Kakà, Fantasele la finta, Fantasele se ne va, la conclusione, palo e palla fuori con una deviazione rimessa ancora per Avellino. Sta provandoci un po' di più la Sandro Abate ed ora ci dovrebbe essere il time out di qui a tra poco chiesto dal tecnico Milton Gomez. Vaz, tocco dietro, Gianluca carica il tiro, fuori, e stavolta è sfortunato il team di casa e come anticipato c'è il time out chiesto dal tecnico Milton Gomez Vas del Futsal Genova. In questi minuti Avellino, la Sandro Abate sta provando a pressare un po' di più, sta provando a riabilitare una prestazione che nei primi 12-13 minuti di questa partita è stata assolutamente sottotono, assolutamente non adeguata alle aspettative di una squadra che vuole recuperare, vuole riscattarsi dopo una serie di risultati negativi. Insomma, la Sandro Abate ha bisogno di ritrovarsi. Certo non ha fatto bene in campo in questi primi 14 minuti e 51 di gioco, al di là del gol incassato dopo 1 minuto e mezzo, il rigore trasformato da Ortisi, le occasioni le ha create, è andata anche a calciare a rete con la replica del portiere della CDM Futsal Genova, però troppi errori e questo è sintomo
del fatto che è una squadra che si deve ritrovare, assolutamente deve farlo già stasera. E allora, dopo il time out chiesto da Milton Gomez Vass, allenatore della CDM Futsal Genova, si riparte con il possesso palla in favore degli ospiti, sempre avanti di una rete. Si riparte con il rilancio del portiere, a cercare il capitano, di testa c'è Fabiano Assad, poi Foti in due tempi non riesce a tenere la palla in campo. E allora si riparte ancora con Fabiano Assad alla battuta. Fantesele, serve un'invenzione di Fantesele, l'imbucata per Kakà che si gira e tira e la conclusione è debole. Molitierno sul pallone per Gianluca, la sterzata su Fantesele, poi Kakà che si accentra, Gianluca in mezzo, la deviazione di Foti che allontana. Kakà, Molitierno per Fantesele, tra i due non c'è intesa, palla fuori, nulla di fatto. 4:36 da giocare nel primo tempo, sotto di un gol a Sandro Abate, 1-0 per CDM Genova. Lancio lungo di testa Fabiano Assad, poi il recupero con il pallone in possesso degli ospiti, come detto sempre avanti di un gol. Il capitano Ortisi fermato da Fabiano Assad, scarica dietro su Fantesele, Fabiano Assad fa sfilare per Gianluca all'indietro, ancora Andrei Fantesele per Assad, Gianluca, poi Assad in mezzo, recupera palla però Genova, rilancio lungo a spazzar via. E allora ancora Gianluca sul pallone, Fantesele si accentra, il tacco per Gianluca, la palla per Kakà, stop in due tempi da parte di Kakà che poi termina giù a contatto con un avversario, cade sul pallone, nulla di fatto. Rientra con il numero 8 Ariel Pizzetta, centrale brasiliano nelle fila dei giallo-blu del tecnico Milton Gomez Vass. 3:49 da giocare effettivi nel primo tempo, parziale di 1-0 per gli ospiti del Genova. Fabiano Assad, Fantesele in mezzo, Fabiano Assad, il tiro, la ribattuta, capovolgimento di fronte. Ortisi riparte con calma, buona occasione per la Sandro Abate, ottima risposta del portiere della CDM Genova. Fuori Kakà, in campo De Crescenzo. Ancora un cambio, fuori Ortisi, il capitano. Con il numero 16 entra Juanillo. Perez, Lozano Juan, pivot spagnolo. Juanillo chiede palla sul sinistro, Juanillo ha fatto cenno al compagno di squadra, tocco dietro, Foti di prima prova a piazzarla di piatto destro, tiro alto. Sul pallone c'è Molitierno, Gianluca all'indietro per Fabiano Assad, ancora Gianluca, De Crescenzo si fa vedere, c'è Fantesele, la finta si accentra, tira, poi termina giù, nulla di fatto, spazza via Simone Foti. 3:13 da giocare ancora, prova a impostare la manovra, a pressare di più la Sandro Abate, a concretizzare qualcosina in più, deve fare questo. De Crescenzo, Assad, De Crescenzo, Fantesele, ancora De Crescenzo, Gianluca si fa vedere, ancora De Crescenzo, c'è Fantesele attaccato, Fantesele si accentra, il tacco a liberare Assad, il tiro ribattuto, stavolta no, stavolta c'è la sfortuna. Gianluca ferma un avversario senza commettere fallo, De Crescenzo, Gianluca recupera Foti a destra, taglia il campo per Juanillo, la conclusione ribattuta stavolta da Molitierno. Ora si infiamma la partita, finalmente una partita che si può davvero guardare, peccato ancora però per questo appoggio con Fantesele che non riesce a tenere la palla in campo. Marcello Battista incoraggia i suoi, fa la stessa cosa ovviamente Milton Gomez Vass, che chiede a Juanillo di venire in mezzo prima, di anticipare l'avversario, come stava succedendo qualche secondo fa. Juanillo sul pallone, lo difende, all'indietro ancora Juanillo, scambia con un compagno di squadra, non supera Fantesele, si riparte con la rimessa in favore degli ospiti. 2:23 da giocare, peccato davvero perché la Sandro Abate
sta provando a pressare, crea occasioni, ma sulla propria strada ha trovato anche un ottimo portiere in serata di grazia, e quindi tant'è che il risultato resta inchiodato al momento sull'1-0 per gli ospiti del CDM Genova. E allora qualcosina in più deve farlo Sandro Abate. Ora Fabiano Assad, lo stop all'indietro per Molitierno, ancora Assad che riceve, Assad, De Crescenzo pressato, perde palla ad opera di un avversario, il numero 8, non c'è fallo. De Crescenzo, Fabiano Assad supera un avversario, poi viene fermato, Assad è nervoso, è troppo nervoso, con Juanillo rimedia un cartellino giallo, è un cartellino giallo che ci sta tutto Fabiano Assad. Cartellino giallo per Fabiano Assad, il quarto ammonito nella Sandro Abate. Quarto cartellino giallo per gli irpini, Abate, Vittormello, Assad e Fantesele ammoniti. Nel primo tempo 1 minuto e 42, un gesto di stizza di Fabiano Assad, troppo nervoso, troppo. E allora si riparte, 1 minuto e 42 da giocare. Sotto di una rete la Sandro Abate, al momento conduce Genova col gol di Ortisi su rigore dopo 1 minuto e 30. Fabiano Assad, De Crescenzo, poi Gianluca, Fabiano Assad, tocco dietro, ancora Gianluca, Fabiano Assad, 1,35, carica il tiro, deviato, rimessa per Avellino, Fantesele alla battuta, Fabiano Assad arretra, Fantesele si mette a sinistra, Fabiano centrale, Fantesele batte proprio per Fabiano Assad, Fantesele prova a superare un avversario in mezzo a due, non riesce a far filtrare il pallone. Juanillo sulla palla, attaccato da De Crescenzo che gli ruba palla a Gianluca, carica il tiro a mani aperte, la deviazione fuori. La battuta, ma per l'arbitro si deve ripetere perché ha fermato il gioco, deve entrare in campo l'addetto al palazzetto per asciugare la parte del parquet del campo dove c'è un po' di acqua, un po' di sudore, insomma, dove c'è il rischio che qualcuno possa farsi male scivolando, e quindi in campo l'addetto del palacercola nell'occasione per asciugare un po' il parquet. Fabiano Assad, la battuta, si gira e il gol in sforbiciata, Gianluca, 1:17 allo scadere del primo tempo, e il pareggio ci sta tutto per quanto ha costruito in questi 5 minuti di gioco la compagine di casa. Gianluca che scatta 19 reti personali, 1:17 da giocare. Ed è ora il fallo su Gianluca, l'arbitro lascia correre, si infiamma il palazzetto, Fantesele recupera De Crescenzo che va a commettere fallo e c'è cartellino giallo per De Crescenzo. Questa volta sì, per l'arbitro il cartellino giallo c'è per De Crescenzo ed è il quinto cartellino giallo, chiedono l'espulsione ma non è ammonito De Crescenzo, non era stato ammonito De Crescenzo e quindi non c'è l'espulsione. Abate, Mello, Assad, Fantesele, De Crescenzo gli ammoniti, sono 5. De Crescenzo è il primo cartellino giallo, non c'è espulsione. 1-1, recupera Gianluca, che peccato per la Sandro Abate. Riparte Genova, attenzione a Genova, fermata da Cacà, spazza via Fabiano Assad, 52 secondi da giocare. Frangenti di incontro in cui gli animi si sono un po' infiammati, un po' di nervosismo di troppo. Ora ancora Assad che va, la deviazione ci è parsa impercettibile, si riparte comunque con rinvio da fondo
per il direttore di gara. 49 secondi da giocare, 1-1 Gianluca. Peccato sul capovolgimento di fronte di Gianluca Fantesele, stavano costruendo il gol del possibile 2-1. E allora Fabiano Assad non deve farsi bucare, fa ottima guardia, l'ultimo tocco non è il suo e quindi la rimessa è per Avellino. 38-7 da giocare ancora nel primo tempo, 1-1 il parziale. Gianluca Fantesele per Fabiano Assad, poi Gianluca si fa vedere, riceve Kakà si accentra, scarica il tiro ma la conclusione termina direttamente a fondo campo. Poi si riparte con la battuta in favore di Genova, il tacco in avanti, sul pallone c'è Gianluca, recupera con Fabiano Assad. Gianluca deve venire avanti in mezzo a tre, prova la conclusione di poco fuori, di pochissimo fuori. Ghiotta occasione ancora per la Sandro Abate. 16 secondi da giocare prima dello scadere del primo tempo. Partita sull'1-1 dopo 1 minuto e 30 ha segnato Ortisi. Al 18esimo il pareggio di Gianluca. 13 secondi, scampoli di primo tempo, 1-1 il parziale. Gianluca al centro, Kakà l'ultimo a toccare, 7 secondi. Ci avviciniamo allo scadere, poi tutti negli spogliatoi per un po' di riposo e soprattutto per rimettere in sesto le idee sia nella Sandro Abate che nella CDM Futsal Genova, in vista di un secondo tempo che ci attendiamo dovrà essere completamente differente rispetto alla prima frazione di gioco. Fabiano Assad, il tiro, la deviazione, ci si ferma qui. Fine del primo tempo, 1-1 il parziale, 23esima giornata tra Sandro Abate e Futsal Genova. Come detto il parziale è ora sull'1-1, i gol di Ortisi su rigore dopo 1 minuto e 30 e di Gianluca al 18esimo minuto di gioco. Ci ritroviamo per il secondo tempo della 23esima giornata di futsal di Serie A dal Palacercola tra Sandro Abate e CDM Futsal Genova. Intanto devo fare subito una rettifica perché prima dell'inizio della gara sono state cambiate le maglie con diversi numeri di maglia per i calcettisti del CDM Futsal Genova. Adesso abbiamo finalmente la distinta ufficiale, quindi con il numero 12 il portiere è Raffaele Loconte, col numero 1 Yuri Pozzi, col numero 2 confermato Lombardo, col 3 Foti, col 14 Manca, col 4 il capitano Ortisi, col 15 Picarreta, col 7 Joao Vittor, con l'8 Erel Pizzetta, il numero 9 è Sergio Jimenez Checo, col numero 16 Guanillo, il numero 17 è Renan Pereira Pizzo e poi confermato col numero 6 Feliciano Caputo Riccardo. C'è stata questa variazione di cui non ci hanno informato e quindi adesso per correttezza vi andiamo a nominare con certezza, con contezza, con maggior computo ovviamente tutti i calcettisti della CDM Futsal Genova numero per numero di maglia. Un piccolo inconveniente, una variazione prima della partita, è stato chiesto di cambiare la maglia, probabilmente il colore, e quindi poi c'è stato questo cambio di numeri, un piccolo arcano che all'inizio della telecronaca non potevamo ovviamente noi svelare e adesso vi possiamo svelare, ve ne chiediamo scusa. Dunque il secondo tempo tra Sandro Abate e CDM Futsal Genova, 1-1 il parziale alla fine del primo tempo, i gol di Ortisi dopo 1 minuto e mezzo su rigore, il pareggio di Gianluca al 18esimo e 36 secondi. 5 gli ammoniti, tutti nella Sandro Abate, Abate, Mello, Assad, Fantesele, De Crescenzo. Primo tempo brutto, ve lo dico per chi si fosse collegato soltanto adesso, troppi errori dall'una e dall'altra parte, un gol per parte, molta imprecisione, un po' di nervosismo in campo. Comunque andiamo a vedere come sarà questo secondo tempo, ci auguriamo sicuramente molto più bello della prima frazione di gioco. Molitierno, Vittor Mello, Fantesele, Massimo Abate, il capitano, e Gianluca, il quintetto della Sandro Abate. E allora Gianluca, Fantesele all'indietro, Gianluca, Vittor Mello, Gianluca, Fantesele pronto a ricevere, ma lo scambio è con Vittor Mello. Ora Fantesele parte a sinistra di esterno, ancora Fantesele fermato da un tocco in fallo laterale, rimessa con l'ultimo tocco dei giallo-blu, ma per il signor Luca Michele De Candia di Molfetta, assistente dell'arbitro Vincenzo Brischetto di Acireale, la rimessa è per gli ospiti che ripartono ora con il numero 6 confermatissimo Feliciano Caputo Riccardo, poi il numero 8 Ariel Pizzetta, il numero 9 Checco,
Sergio Jimenez, fermato poi il capitano in fallo laterale da Gianluca, rimessa per la squadra ospite. Ricordiamo in classifica la Sandro Abate 36 punti, sesta con Feldi Eboli, CDM Genova 14esimo, terzultimo con 14 punti. E allora Pizzetta in scivolata, va alla conclusione, deviata col corpo da Gianluca, calcio d'angolo in favore degli ospiti. 1-1 il parziale, 40 secondi trascorsi nel secondo tempo. Gara, dicevo, non bella quella giocata nel primo tempo dalla Sandro Abate, che però poi ha sicuramente recuperato, ha macinato gioco negli ultimi 3 o 4 minuti e ha trovato il gol del meritato pareggio. Ora conclusione tesa forte da parte del capitano, il numero 4 Andrea Ortisi, l'universale, che quando poi ci prova di sinistro senza sinora trovare fortuna ha segnato dal dischetto il gol del vantaggio dopo 1 minuto e 30. Gianluca in avanti, Vittor Mello fermato da un colpo di testa, Ortisi, poi Fantesele fermato da un avversario, rimessa per Avellino, Fantesele all'indietro per Gianluca per Vittor Mello ancora Gianluca, poi Vittor Mello sul pallone, Gianluca che riceve all'indietro per Vittor Mello, ancora Fantesele per Gianluca, si fa vedere in questo istante il tocco all'indietro per Molitierno, il lancio basso per Fantesele, poi Gianluca fermato da Checo in fallo laterale, la rimessa con Vittor Mello alla battuta. Deve giocare, deve costruire, deve fare movimento la Sandro Abate sul rettangolo di gioco con gli schemi del tecnico Marcello Battista. Vittor Mello, Gianluca, poi buono il passaggio per Fantesele in diagonale, Fantesele, la finta al tiro con le mani, allontana Raffaele Loconte, portiere che nel primo tempo ha disputato sicuramente un'ottima gara, neutralizzando quasi tutte le conclusioni della Sandro Abate, anche quelle nello specchio della porta, con un numero 12 con Raffaele Loconte che, come detto, si è fatto trovare sempre pronto alla ribattuta. Ora la conclusione di Gianluca, poi Vittor Mello sul pallone, Vittor Mello, la deviazione di Checo in fallo laterale, la rimessa, c'è Gianluca pronto alla battuta con il numero 12 Gianluca. Vittor Mello, traversa di Vittor Mello, 18-18, 1 minuto e 42, traversa di Vittor Mello. Secondo tempo, grande occasioni, questa è una grande occasione per la Sandro Abate con Vittor Mello dopo 1 minuto e 42 dall'inizio della ripresa. Battuta, tiro di Fantesele deviato dal numero 6 Feliciano Caputo Riccardo. Come detto nel primo tempo, squadre che non hanno giocato una grandissima prova. Vittor Mello, Fantesele, la finta, però c'è Ortisi, il capitano, che lascia sfilare fuori. E allora il tocco stavolta di Fantesele, Checo sul pallone, poi Ortisi all'indietro per il numero 6 Feliciano Caputo Riccardo, poi ancora Checo che viene avanti, palla al piede, Checo che si accentra, attenzione, Checo trova lo spiraglio, chiude bene Gianluca. Fantesele attaccato bene in mezzo per Gianluca, Vittor Mello di prima per Abate da solo, la conclusione ribattuta, Abate ancora in mezzo, poi Vittor Mello per Gianluca per Vittor Mello, Fantesele, non c'è intesa tra i due, palla fuori, pronto ad entrare con il numero 17 Renan Pereira Pizzo al posto del numero 6 Feliciano Caputo Riccardo. E allora Ortisi in avanti a cercare proprio Pereira Rizzo, deviazione in fallo laterale, rimessa per gli ospiti. 17-31 da giocare, 1-1 tra Sandro Abate e CDM Genova. Il tocco dietro, poi il capitano Ortisi ancora all'indietro per Renan Pizzo che supera Abate, viene avanti Ortisi, attenzione, palla in mezzo, ancora la conclusione, la deviazione con i piedi di Gianluca. Attenzione, si è inserito bene, ottimamente Renan Pereira Pizzo, universale brasiliano, uno scambio veloce con il capitano Ortisi, la conclusione subito. Ora palla in mezzo deviata da Fantesele, ancora Pizzo, Renan Pereira all'indietro, la botta con la palla che termina fuori, un missile sparato da Ariel PZ, centrale brasiliano fuori misura.
Pizzetta, lo ricordiamo, il bomber del Futsal Genova con 14 reti. Gianluca è il miglior realizzatore della Sandro Abate con 19 gol, compresa quella segnata stasera nel primo tempo. Vittor Mello di prima, il lancio lungo arpionato da Ortisi, poi Checo, poi esce bene Gianluca, supera un avversario, fermato dal recupero di Pizzo Renan Pereira in fallo laterale. 17:03 da giocare. Fantesele all'indietro, Vittor Mello, poi Gianluca, Fantesele viene avanti, buona per Vittor Mello, fermato da Checo, poi Ortisi ancora, finisce giù a contatto con Vittor Mello, tutto regolare, poi Ortisi all'indietro, il lancio lungo del numero 8 Pizzetta, poi recupera Gianluca, Vittor Mello, lo scambio tra i due, ancora Gianluca sul pallone, lancio a cercare Abate, intanto c'è stato uno scontro tra Abate e un avversario, c'è stato uno scontro tra Abate e Pizzo Renan Pereira, probabilmente ha rimediato una botta al viso Vittor Pereira nello scontro con Abate. Una botta al viso nello scontro di gioco con Massimo Abate. Ora si rialza, dice Pizzo Renan non t'ho fatto niente, Abate dice ma lo scontro tra i due, comunque esce Pizzo Renan Pereira, va alla battuta subito Genova che restituisce sportivamente il possesso palla alla Sandro Abate. Gianluca per Vittor Mello, lancio lungo a cercare Gianluca il tiro e ancora una volta un miracolo con la deviazione con il braccio da parte di Raffaele Loconte, decisivo finora Loconte, braccio ad allontanare il pericolo. Vittor Mello, palo, gol. Stavolta alle spalle di un incolpevole Raffaele Loconte. 16:10. La Sandro Abate ribalta il risultato. Vittor Mello. 3 minuti e 50 di gioco per la rete di Vittor Mello che porta la Sandro Abate ora avanti sul 2-1. E allora Vittor Mello, la rimessa è per Avellino, si fa vedere Fantesele di testa al tocco, non è preciso il suggerimento stavolta di Vittor Mello, poi Foti per Checo viene avanti, il tocco all'indietro per il numero 8 Ariel Pizzetta supera Vittor Mello, scarica una botta con la palla che però termina fuori. Ora termina giù Fantesele, recupera Vittor Mello, ancora uno scontro di troppo. Terra il numero 8 Ariel Pizzetta che però non ha alcun problema nell'occasione, pronto a rialzarsi. Staremo a vedere la decisione del direttore di gara in una fase convulsa di gioco. 15:31. Meno di 5 minuti trascorsi in questo secondo tempo e Sandro Abate che ha ribaltato il risultato. C'è punizione per gli ospiti, tutto pronto per la battuta. Il suggerimento in profondità è troppo profondo, troppo forte, troppo alto. Rinvio da fondo con Moliterno pronto alla battuta. Moliterno per Gianluca, poi sul pallone Assad, Fantesele spinto e steso, punizione netta per Avellino. 2-1 per Avellino. Fabiano Assad anticipato da Feliciano Caputo Riccardo in fallo laterale. Bebetigno è entrato e va alla battuta. Tutto pronto
il tocco all'indietro per Gianluca. Gianluca per Kakà, attaccato, tiene palla, Kakà si accentra, poi Gianluca carica per Fabiano Assad, palla che non filtra, rimessa per Avellino, se ne incarica Bebetigno, Fabiano Assad, Bebetigno, poi Gianluca, Kakà e Molitierno, il quintetto della Sandro Abate. Fabiano Assad, ribattuta da Foti in fallo laterale, la conclusione di destro. Tutto pronto ancora per la battuta con Bebetigno. Bebetigno pronto a toccarla all'indietro, la prova a metterla in mezzo, c'è una deviazione, ancora Bebetigno. La rimessa Gianluca, Kakà di prima, tiro smorzato da una deviazione. E allora Loconte, poi Bebetigno ferma l'avversario in fallo laterale, più grinta, più determinazione in questa Sandro Abate nella ripresa. Il tocco, ora prova a venire avanti Genova con il numero 6 Feliciano Caputo Riccardo, poi Joao Victor, il tacco ancora Feliciano Riccardo, poi il numero 8 Pizzetta Riccardo, Kakà recupera, lascia Compagna il pallone in fallo laterale sul pressing dell'avversario, si riparte con la rimessa e con Fabiano Assad alla battuta. Ora rientra con il numero 17 Pizzo Renan Pereira, universale brasiliano, numero 17 della squadra di Genova. Poi Gianluca, lancio lungo a cercare Bebetigno, la copertura, Bebetigno con la testa riesce a toccare, c'è però Simone Foti. Poi ancora il tocco centrale per Pereira, attaccato da Gianluca, Vittor costretto ad arretrare, Vittor tiene palla, poi termina giù a contatto con Kakà, c'è punizione, dice il signor Luca Michele De Candia di Molfetta. 2-1 il conto dei falli nel secondo tempo, 2 commessi dalla Sandro Abate e 1 dal CDM Genova. 2 il parziale, 14-11 da giocare, tocco all'indietro, palla per Pereira, poi con numero 6 Feliciano Caputo Riccardo, ancora intervento in scivolata, termina giù Foti che si lamenta con l'arbitro. Ricordiamo 5 ammoniti tutti nelle fila della Sandro Abate: Massimo Abate, Vittor Mello, Fabiano Assad, Andrei Fantesele, Davide De Crescenzo. Testa Assad, Bebetigno, Assad, poi Molitierno, lancio lungo, troppo lungo per Bebetigno che non può arrivarci, rimessa laterale per gli ospiti, tutto pronto per la battuta. Il portiere Raffaello Conte cede palla a Foti, poi Vittor fermato da Testa, Joao Vittor, ancora Foti alla battuta, si fa vedere Pereira, palla centrale per Pizzetta, poi attaccato da Testa, recupera Kakà sul Feliciano Caputo Riccardo che non riesce a sfondare centralmente. La rimessa è in favore ancora di Genova, numero 17 Pizzo Renan Pereira all'indietro, poi Pizzo Renan Pereira ancora, la spedisce avanti, recupera Bebetigno senza commettere fallo, bravo Bebetigno in mezzo a 2, ancora Bebetigno, tiene palla, poi recupera Foti, 3 contro 2, Foti, la conclusione in 2 tempi Molitierno, lancio lungo, ancora un colpo di testa, recupera Fabiano Assad di prima, Kakà, palla ottima, Kakà, perde il tempo, Kakà, poi Testa si scontra ancora con Pereira, c'è fallo, c'è punizione ma non c'è ammonizione nell'occasione. Pereira ancora azione. Ora riparte proprio il numero 17 della squadra di Genova, Bebetigno ferma un avversario e la punizione stavolta è per Avellino con il fallo commesso dal calcettista della CDM Genova che dice: sono con le braccia larghe, come faccio a commettere il fallo? Nell'occasione era Ariel Pizzetta, centrale brasiliano. Comunque si riparte con Bebetigno, Kakà, ancora Bebetigno, Kakà di prima in profondità a cercare Assad che non è però centrale. Giochiamo ragazzi, giochiamo, dice il tecnico Milton Gomez Vazza, allenatore del CDM Genova. Rimessa, ultimo a toccare Testa, alla battuta Joao Victor, deviazione ancora di Testa in fallo laterale,
Si riparte dunque con una nuova rimessa per gli ospiti sotto di una rete. Sandro Abate 2, CDM Genova 1. Pereira, lo scatto in uscita, Moliterno spazza via eliminando palla e pericolo. 12:29 da giocare nel secondo tempo. 2-1 per la Sandro Abate. Sul pallone alla rimessa Pizzorenan Pereira, universale brasiliano. Pizzetta, la conclusione deviata da testa fuori. Ancora Pizzetta, stavolta è lui. Riparte Kakà viene avanti, si accentra Kakà, poi in mezzo al pallone attaccato, la conclusione di testa con la sfera che termina direttamente fuori. Pronto al rinvio Loconte, il tocco è per Foti, palla che è terminata fuori. Pronto alla battuta Kakà, si fa vedere Bebetigno, c'è Assad, ora Bebetigno tiene palla, poi Kakà lo scambio, Bebetigno non ci arriva, troppo lungo lo scambio con Kakà. Il suggerimento di ritorno da parte del brasiliano, il pivot troppo in profondità. João Victor all'indietro, lancio lungo a cercare Foti, buono l'aggancio, però poi Foti fa tutto bene, la corsa, lo stop, poi la conclusione è da dimenticare. Si mette le mani sul volto, segno di disappunto con se stesso, giustamente. 8 minuti passati nel secondo tempo. 2-1 per la Sandro Abate contro la CDM Genova. Kakà, lancio lungo, di testa Foti fa buona guardia, recupera Bebetigno, Fabiano Assad con la mano di richiamo, ancora reattivo Raffaele Loconte. 8,5 per Loconte nella mia personale pagella finora. Poi Kakà scarica il tiro. Una gran partita di Raffaele Loconte, portiere della CDM Genova. Si è opposto nel migliore dei modi tutte le volte che ha potuto farlo agli attacchi della Sandro Abate, e posso garantirvi che in questo avvio di ripresa, negli ultimi 3 o 4 minuti del primo tempo, ci sono state le conclusioni a porta, sicuramente. Ora ancora un tiro di Fabiano Assad con palla che termina deviata in angolo, e ci pensa Martins Thiago William Bebetigno, laterale brasiliano numero 11 della Sandro Abate, ad incaricarsi del tiro d'angolo. Bebetigno, il tocco a cercare Kakà, manca lo stop, all'indietro rimedia su Moliterno, ancora Kakà, lancio lungo a cercare Assad, messo fuori tempo da una finta di un avversario. E allora Simone Foti sul pallone, sterza ma sbaglia l'appoggio per Pizzorenan Pereira, rimessa già battuta. Assad fermato a sua volta, testa, recupera il pallone per i suoi, amministra il possesso palla su Assad. Fabiano, poi testa, ancora Bebetigno, Fabiano Assad attaccato da Foti all'indietro. Kakà, Bebetigno, poi Assad, ancora Kakà, lo stop, prova a metterla in mezzo, poi testa in pressing su un avversario, la rimessa testa, bravo testa, pressa, bravo Cristian Testa. È tutto nella partita, ci sta. E allora Fabiano, il tiro ancora con i piedi, neutralizza il portiere Raffaele. Dai ai suoi, chiede maggiore attenzione ai propri compagni di squadra. Fabiano, la conclusione stavolta è tesa ma è alta. Pronto ad entrare Checco al posto di Victor. João Victor fuori, dentro Checco, Sergio Jimenez. Checco pivot spagnolo. De Crescenzo nel rettangolo di gioco ora per la Sandro Abate. Pereira fa fuori o ci prova, non ci riesce a far fuori Bebetigno, che lo contrasta e lo ferma in fallo laterale. E allora si riparte con la rimessa, ancora sul pallone Pizzorenan Pereira, lo scambio, ancora Pereira, Loconte sbaglia stavolta, poi rimedia in scivolata, l'incertezza. Sul pallone c'è De Crescenzo pronto alla battuta, ci vuole una giocata di velocità, un'imbucata, il tiro deviato ancora da Loconte, neutralizzato in fallo laterale con i piedi. Bebetigno, Assad, De Crescenzo all'indietro per Moliterno.
sicuramente positivo. Kakà a terra, fermato poi da terra, Kakà recupera. 2 contro 1, il tocco in mezzo, Foti controlla ma perde l'attimo giusto, ancora Foti si gira e tira, rimedia Bebetigno, ha rischiato la Sandro Abate su questo contropiede. Partita viva, ancora assolutamente indecisa, meno di 10 minuti, un terzo del match è andato via, 2-1 per la Sandro Abate, di testa Kakà, poi ancora Kakà, stavolta subisce fallo ad opera del numero 6 Feliciano Caputo Riccardo, calcettista 38enne, uno degli ultimi arrivi in casa a Genova. De Crescenzo, poi Fabiano Assad, Fantesele di prima, Gianluca, Fantesele fermato, rimedia un pestone, intanto la palla è terminata fuori, Gianluca non è riuscito a tenerla in campo, l'arbitro però non ha ravvisato il fallo ai danni di Fantesele. Si alzi Fantesele per favore, dice il direttore di gara, il signor Vincenzo Brischetto di Acireale. Intanto c'è l'espulsione per l'allenatore in seconda della Sandro Abate, Vinicio Comella, direttamente dalla panchina, l'espulsione per proteste. Ora il tocco all'indietro, poi Checò, Foti all'indietro, Pereira attaccato, Checò sul pallone, poi ancora Foti che riceve al centro del campo, il tocco all'indietro, Ferreira, ora Pereira, Pizzorenan fermato da Gianluca, chiama lo schema 2, dice Pizzorenan Pereira ai compagni di squadra, 2 lo schema, pronto alla battuta all'indietro, Foti attaccato da Fantesele, Pereira ancora il tacco a liberare un compagno di squadra, ancora Pereira che ora giostra per i suoi, comanda un po' il gioco da dietro, Foti, la conclusione ribattuta da Fantesele, blocca Molitierno a cercare De Crescenzo, Fabiano Assad dice stiamo su, andiamo a pressarli. 9-19 da giocare nel secondo tempo, partita che può decidersi con un episodio. Loconte, Checò all'indietro per il numero 6 Feliciano Caputo Riccardo, poi Pereira, Checò, ancora Pizzorenan, Pereira sul pallone, Pereira tiene palla, Foti, Pereira ancora all'indietro, riceve, poi Feliciano Caputo Riccardo, poi Foti, 1-2, Foti alla conclusione, palo di Foti, 8:55 da giocare, palo, pareggia il conto dei pali, Foti, Ferreira la finta all'indietro, 8:50 ancora Genova in possesso palla, Foti attaccato e fermato da Fantesele, termina giù, Fantesele tutto regolare, grande occasione per Fantesele. 11 minuti e 10 di gioco, palo di Foti, fa il paio con la traversa, dall'altra parte colta da Vittor Mello. 2-1 il parziale per la Sandro Abate, 8:30 da giocare, viene avanti ancora Genova, il tocco per Pizzorenan, Pereira che si accentra, poi supera De Crescenzo il numero 8 Ariel Pizzetta, ma viene fermato da Gianluca, ancora in fallo laterale, la rimessa, pronto alla battuta con il numero 8 proprio Ariel Pizzetta, centrale brasiliano, cannoniere con 14 gol, il miglior realizzatore dei suoi. Recupera la Sandro Abate però, Fantesele attaccato, Fantesele perde palla, Checò, attenzione, c'è Gianluca che recupera, 3 contro 2, Sandro Abate 3 contro 2, Gianluca non filtra il passaggio, palla fuori Pereira, in campo il capitano Andrea Ortisi, si riparte, Andrea Ortisi in campo, rientra il capitano per la Sandro Abate, Fabiano Assad, Fantesele, Gianluca, De Crescenzo, ora esce Fabiano Assad ed entra Vittor Mello, 8:03 da giocare, 2-1 per la Sandro Abate, qui in casa al Palacercola contro CDM Genova. Fantesele, Vittor Mello, poi Gianluca, Vittor Mello, De Crescenzo attaccato, tiene palla, De Crescenzo scarica un siluro, è però un esterno sinistro con la palla che termina al lato, peccato davvero, De Crescenzo avrebbe meritato
miglior fortuna nell'occasione. De Crescenzo e Testa sicuramente hanno giocato una buona prestazione finora, senza ombra di dubbio. Fuori De Crescenzo, in campo il brasiliano Kaká, il pivottone brasiliano Kaká, numero 14, arrivato in casa Sandro Abate a campionato già iniziato. Gianluca, lancio lungo a cercare Fantesele, l'aggancio in due tempi, c'è la chiusura perfetta di Loconte. Fantesele ancora in mezzo, la deviazione di Ortisi, vedere Gianluca un po' più indietro. Ora Gianluca, 7:33 da giocare nel secondo tempo. Kaká all'indietro per Molitierno, Victor Melo per Kaká, poi attaccato e fermato Gianluca, non c'è fallo. L'intervento è pulito di João Vitor per l'arbitro Vincenzo Brischetto di Acireale. Palla all'indietro, Loconte, lancio lungo con i pugni, esce Molitierno. Fantesele, 3 contro 3, Gianluca era sulla linea, Gianluca, palo di Gianluca, ancora palo. Dopo 13 minuti palo della Sandro Abate nel secondo tempo. Palo questa volta, come detto, colto dalla Sandro Abate. Ora Vittor fermato. Attenzione, il tiro ribattuto da Fantesele. Tocco in diagonale sbagliato, palla che termina fuori. Ed ora vediamo, c'è un'espulsione un'ammonizione per proteste direttamente dalla panchina. Ammonito Pizzo Renan Pereira per proteste, direttamente dalla panchina l'ha ammonito per proteste. Ora il tocco di João Vitor, recupera Gianluca, Victor Mello, poi ancora sul pallone la conclusione da parte di Feliciano Caputo Riccardo, fermato dall'intervento di Victor Mello. È partita vera, 6:22 da giocare, 2-1 per la Sandro Abate. Conclusione stavolta da parte del numero 7 João Vitor, laterale portoghese, con la palla che termina fuori. Si riparte con la rimessa ancora in favore della squadra ospite. Nei pressi del direttore di gara Vincenzo Bruschetti di Acireale, deviazione di Gianluca, ancora Victor Joao, cede subito palla al compagno di squadra, il numero 8 Ariel Pizzetta, poi Feliciano fermato, recupera Fantesele, sbaglia la conclusione. 6:05 da giocare, grande occasione sui piedi di Fantesele per portare a 3 i gol della Sandro Abate. Siamo sul 2-1, 6 minuti da giocare. Ora recupera per un attimo Victor Melo, pressando João Vitor in out, rinvio da fondo in favore della squadra ospite, sotto di un gol. Sul pallone il portiere Raffaele Loconte, sbaglia l'appoggio. Gianluca, Kaká, si allunga la palla, ancora Gianluca prova a trovare un varco all'indietro, Victor Mello, poi Fantesele, Kaká, Fantesele, ancora Victor Mello, Gianluca tiene la palla in campo, Andrei Fantesele, la palla in mezzo, Kaká la stoppa ma se la allunga, rimessa laterale a toccare Renan Pereira, Pizzo per ultimo. Victor Mello sul pallone, 5:31 da giocare, avanti di 1 la Sandro Abate, 2-1 il parziale. Victor Mello, il tiro di Gianluca piazzato centrale, debole, blocca Raffaele Loconte, poi Victor perde palla, attaccato, la recupera per un attimo la squadra ospite e poi c'è fallo di Victor Mello per l'arbitro ai danni del numero 7, il portoghese João Vitor. Intanto
entra con il numero 2 il laterale Andrea Lombardo. Lombardo sul pallone, poi Victor Joao, poi lo scambio ancora all'indietro con Pizzorenan Pereira, lancio lungo, nulla di fatto, palla fuori, rimessa per Avellino, 5:07 da giocare. Per Gianluca, lancio lungo, Kakà all'indietro per Gianluca, Vittor Mello sul pallone, attaccato, il suo è una conclusione addirittura, lancio lungo, poi di testa ancora Vittor Mello che va ad allontanare, ha spazzato in avanti Vittor Mello con la testa, rimessa laterale con Pizzorenan Pereira, universale brasiliano, unico ammonito tra i suoi alla battuta, con numero 8 ora Ariel Pizzetta, poi Lombardo perde palla, tocca il primo pallone, perde palla, spedisce in fallo laterale sul pressing di Fantesele. 2-1 per la Sandro Abate, 4:41 da giocare. Sul pallone c'è Fantesele, il tocco, il tiro di Vittor Mello, ribattuto, ancora Gianluca, Kakà di prima per Vittor Mello, palla che è terminata fuori. Possesso palla della Sandro Abate che stava proseguendo l'azione. Punizione per la Sandro Abate, non ha lasciato correre il direttore di gara. Vittor Mello di prima, si gira Kakà, deviato da Pizzorenan Pereira il pallone, rimessa per Avellino, c'è necessità dello spazzolone sul parquet. Si ripartirà con la rimessa laterale in favore di Avellino della Sandro Abate. Ricordiamo 23esima giornata del torneo di futsal di Serie A, 4 minuti e 30 da giocare, 2-1 per i padroni di casa, la Sandro Abate che gioca qui al Palacercola, guidata dal tecnico brasiliano Marcelo Batista, è sesta in classifica con Feldi Eboli. Palla in mezzo, Kakà si gira e la palla delicatamente piano piano stava andando dentro, recupera comunque Genova, Lombardo riesce a calciare ma la sfera aveva superato la linea rossa laterale, alla battuta Andrea Fantesele. Vittor Mello, 4:20 da giocare, Gianluca, Kakà non riesce a tenerla in campo, palla che è terminata fuori. Kakà ha qualcosa da ridire a un altro calcettista, a suo dire gli avrebbe sparato un po' la palla addosso, ce l'aveva Kakà con Ariel Pizzetta, centrale brasiliano. Partita abbastanza vivace, un match in questo secondo tempo si è un po', come dire, ravvivato dopo una prima frazione di gioco assolutamente al di sotto delle aspettative di quello che potevamo attenderci. 4:16 da giocare, 2-1 per la Sandro Abate, 2 un palo e una traversa colti dalla Sandro Abate, un palo per Futsal Genova, 3 gol, 4-4 il conto dei falli nel secondo tempo. Time out, di qui a tra poco altri 4 minuti e 16 di tempo effettivo da giocare, staremo a vedere cosa decideranno i tecnici in questi 4 e poco più minuti ancora da vivere qui al Palacercola. Gianluca, Kakà, Vittor Mello, Moliterno e Fantesele in campo per la Sandro Abate. Esce Fantesele, entra Fabiano Assato. Minuti decisivi per questa sfida. Alla battuta va Ariel Pizzetta, centrale brasiliano, rimessa laterale, c'è il portiere di movimento, fuori dunque il portiere Raffaello Conte, il portiere di movimento è il capitano Ortisi. Ortisi riceve in questo istante, si fa vedere Caputo, poi ancora Ortisi, Caputo, lo scambio tra i due, Checco, poi Caputo,
ancora all'indietro il tocco per Ortisi, si fa vedere Pizzetta, c'è Caputo, Ortisi, scambio ravvicinato con Pizzetta, ancora Ortisi, Caputo prova a sfruttare la superiorità numerica data dal portiere di movimento. Ora CDM Genova, 3:33 da giocare, ora il tocco ancora per il numero 8 Pizzetta, poi Ortisi, Caputo, Ortisi sul pallone, ancora Ortisi, poi Pizzetta supera un avversario con le mani aperte, blocca Molitierno, rilancio lungo a cercare Gianluca troppo lunga, lascia sfilare, non ci arriva Gianluca, peccato per la Sandro Abate. In campo c'è anche col numero 16 il pivot spagnolo Juanillo Perez Lozano. Juan va a posizionarsi in attacco, il lancio lungo a cercare proprio Juanillo tiene giù la palla, poi all'indietro per il numero 8 Pizzetta, Juanillo, poi Checo, Pizzetta, Juanillo supera Vittor Mello, Juanillo attaccato da Fabiano Assad che non lo lascia, lo contrasta e lo ferma, toccando per ultimo in fallo laterale. Pizzetta, Juanillo va alla battuta, all'indietro ancora portiere di movimento Ortisi, il numero 6 Caputo, poi Checo, Caputo sul pallone, Ortisi il capitano, ora portiere di movimento Ortisi, poi ancora Caputo, Pizzetta, Ortisi, Caputo, lo scambio è tra questi tre, poi ancora Ortisi, il portiere di movimento per Caputo, Pizzetta, 2:28 da giocare, Pizzetta, Caputo, Ortisi non sa chi darla, ancora Caputo, Ortisi che riceve di nuovo, palla in mezzo, Checo, non ci arriva Pizzetta, sbaglia Checo, troppo forte il passaggio di destro, cambio di nuovo, rientra il portiere Raffaele Loconte. Ecco questa situazione col portiere in movimento per la CDM Genova, poi Fabiano Assad costretto a spararla fuori, il fallo laterale Molitierno. 2:13 da giocare, Pizzetta, portiere di movimento con Ortisi ancora in campo, Ortisi, poi Caputo, Ortisi, il capitano e portiere di movimento in questo istante, Caputo, poi è entrato Renan Pereira, Caputo, Ortisi, ancora recupera Vittor Mello, lungo, che peccato, lancio lungo direttamente in porta, non trova però la precisione Vittor Mello. C'è ancora portiere di movimento però, attenzione, recupera Cacà, Fabiano, poi Cacà prova la conclusione ma sbaglia, c'era Gianluca, rientra il portiere Raffaele Loconte, poi di nuovo fuori, rientra il portiere di movimento Ortisi, Pizzetta, Cacà lo pressa, Pizzetta va a terra, scontro tra Ariel Pizzetta e Cacà lo stende giù, 1:42 da giocare, attenzione fasi concitate, non perdiamo l'attenzione su queste ultime battute. 2-1 per la Sandro Abate, portiere di movimento per la CDM Genova, Caputo carica il tiro, ribattuto da Gianluca, c'è Ortisi che recupera la sfera, Ortisi porta palla, poi Juanillo, Ortisi che riceve da Caputo, Ortisi, poi sul pallone Pereira, Caputo carica il tiro, ribattuto da Gianluca in velocità, Gianluca gol! Gianluca! 3-1, 1:07 da giocare, 18:53, Gianluca per il 3-1. Hanno sfruttato l'inferiorità tra virgolette legata al portiere in movimento nella propria metà campo gli Irpini, ed ora ci ha provato ancora Cacà, 54 secondi,
Rientra il portiere ora della CDM Genova, 48 secondi, Kakà all'indietro, 3-1 per la Sandro Abate. Gianluca spara in avanti, allontana pallone e pericolo, 38 secondi da giocare, ancora portiere di movimento, rientra a fare da portiere di movimento Ortisi Andrea, l'universale, il capitano. E allora si riparte con Pizzetta, poi Checco all'indietro, Ortisi per Pizzetta, poi Juanito, Pizzetta non filtra, c'è Gianluca, Ortisi, 23 secondi, avanti di 2 gol la Sandro Abate, recupera Gianluca, Kakà mette a terra la palla e poi non va alla conclusione ma recupera il possesso palla e un calcio d'angolo. Kakà direttamente dall'indietro, Fabiano Assad, 13 secondi, Fabiano Assad scarica su Moliterno, poi Moliterno spara in avanti, 7 secondi, partita ormai chiusa, 3-1 per la Sandro Abate quando mancano 7 secondi allo scadere, 23esima giornata. Il tocco di Checco, poi Juanilo, Checco fermato, ancora la conclusione ribattuta con il gol a 1 secondo e 7 dalla fine, 19:59, il gol che fissa il punteggio sul 3-2 a 1 secondo dalla fine, siglato da Joao Vitor. E allora possiamo dirlo, finisce così, la Sandro Abate torna alla vittoria nella 23esima giornata del campionato di futsal di Serie A. Si abbracciano i due tecnici Marcelo Battista e Milton Gomez Vaz. Partita, come detto, non bella, non bellissima sicuramente, ma alla fine per la Sandro Abate contava tornare alla vittoria per il morale, per la classifica e per tanti altri motivi, e quindi c'è riuscita contro una CDM Genova che ha tenuto botta nel primo tempo, complice anche una prestazione sottotono nella prima frazione di gioco quasi tutta della Sandro Abate. Sandro Abate poi ha reagito sul fine del primo tempo e in avvio ripresa, e poi è riuscita a mettere la partita sui binari giusti. 3-2 il finale. Da parte di Gianluca Matucci è proprio tutto, noi ci salutiamo con le immagini delle squadre che si salutano a centrocampo, come accade sportivamente come sempre al termine dei match di calcio a 5. Vi ricordo, prossima 24esima giornata, Ital Service Pesaro Sandro Abate giovedì 5 marzo, mentre CDM Genova ospiterà il Caos Mantova. Da parte mia è proprio tutto, l'appuntamento è alla prossima.